Dopo il transito della perturbazione che ha agito sul nostro territorio a inizio novembre, abbiamo assistito a un calo termico con temperature in media col periodo. Le condizioni saranno generalmente asciutte questo weekend tra il 12 e il 13 di novembre, ma con annuvolamenti spesso frequenti per transito di velature estese. Avremo anche diverse formazioni di nebbie e foschie in pianura e temperature minime fredde nei fondovagli alpini. Le massime saranno in rialzo, ma successivamente con la nuova settimana è probabile un nuovo peggioramento che condizionerà il tempo per la risalita di un fronte di origine balcanica, un fronte freddo che agirà sul nostro territorio soprattutto la giornata di lunedì, portando temperature anche lievemente sotto la media e il ritorno di qualche debole precipitazione. Come vediamo da questa grafica, i fronti perturbati atlantici dovrebbero arrivare molto facilmente, formandosi diversi minimi di bassa pressione sul nostro territorio, sul nord Italia. In questo caso si attesterebbero precipitazioni di moderata intensità e un flusso freddo russo che dovrebbe rimanere alle latitudini orientali. Per questo dovremo attendere comunque ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni. Per maggiori dettagli consultate però come sempre la nostra pagina Instagram e seguiteci anche su YouTube per i prossimi contenuti. Iscriviti al canale per non perderne nessuno.